direttore Giovanni Castronovo, al termine della sfida tra Castellammare e Fulgatore, il risultato di 4-3, intanto una valutazione sulla partita. Ma è stata una partita strana, nel senso che la partita finisce 4-3, è normale che ha riservato diversi colpi di scena. È ovvio che in questa parte del campionato, dopo la partita con la Nissa, abbiamo compreso che non potevamo più accedere ai playoff e quindi un po' involontariamente i ragazzi hanno staccato la spina. Stanno cercando comunque di allenarsi per raggiungere l'obiettivo del quarto posto, che per noi sarebbe un grande obiettivo stagionale, sia perché non era in preventivo, sia perché nella storia del Castellammare non si è avuto mai un piazzamento del genere, e quindi abbiamo cercato comunque di restare in partita. Al contempo il mister ha voluto dare spazio a chi durante la stagione non ha giocato, e quindi è normale che determinati errori possono essere messi nel conto. Dall'altro lato avevamo una squadra quasi con l'acqua alla gola, che si giocava le residue speranze di salvezza, e quindi erano anche più motivati di noi, per cui alla fine dei 90 minuti comunque devo ringraziare i ragazzi che dinanzi a un avversario che era più motivato di noi sono stati sempre in partita. Un'altra squadra sul 3-2 per loro avrebbe mollato, invece i ragazzi hanno ripreso a giocare, hanno fatto il pareggio e alla fine è arrivato anche il gol della vittoria, che ci riporta a conquistare 3 punti, almeno per stasera riguadagniamo la quarta posizione. Cambiando tema, per quanto concerne invece il regolamento che non permette, diciamo, a molte squadre di non partecipare ai playoff per questo obbligo di mantenere il distacco di 10 punti alla seconda. Secondo lei è un regolamento giusto? No, obiettivamente no, e ne ho anche parlato con chi di competenza, e si dovrà rivedere perché il campionato non diventa più spettacolare, ma questo vale sia in testa che in coda. È normale che se noi avessimo avuto la possibilità di disputare playoff perché o quarti o quinti, avremmo visto un altro tipo di Castellammare in queste ultime partite. La partita purtroppo preparata male per colpa mia, e la squadra è messa in campo male, mi prendo le responsabilità. A volte si cerca nel finale di stagione di dare un po' di spazio a chi ha giocato meno, però ci stiamo allenando male, chi ha giocato meno non è pronto, non sta bene, c'è caldo, e quindi abbiamo pagato qualcosina. Per fortuna poi abbiamo rimesso a posto, perché non vincevamo una partita da tanto tempo, ci tenevamo tanto, abbiamo fatto un campionato straordinario e vorremmo chiuderlo nel migliore dei modi. Secondo lei quanto è importante soprattutto la reazione che ha avuto la squadra dopo il 3-2 subito? Molte squadre probabilmente avrebbero mollato. Tantissimo, i ragazzi sono stati bravi, ci hanno creduto, ma ripeto, più che la reazione abbiamo rimesso in campo una squadra che aveva un senso, avevo messo una squadra che non ha risposto per tanti, c'era troppa gente che stava male fisicamente e quindi non avevamo distanze, eravamo lunghi. Noi non siamo una squadra che può giocare sui ritmi bassi, noi siamo una squadra che deve giocare indiavolata, e così stiamo facendo fatica. Ultima per chiudere, ha fatto anche un cambio in porta, nel secondo tempo il ragazzo sembra aver risposto molto bene. Assolutamente sì, ma noi abbiamo grandissima fiducia in Manna. Manna aveva giocato con l'Accademia, poi abbiamo delle partite importantissime con la Juniores, ha giocato giovedì, martedì giochiamo il ritorno, e quindi si era deciso già anticipatamente di fare una staffetta con Mirko, che è il ragazzo di Castellammare che è sempre stato qua a disposizione, e quindi sono contento per lui perché è entrato benissimo, ma Flavio ha qualità indiscusse.